Eccoci qua amici, adesso andiamo all'interno, saliamo su per gli scalini, andiamo a vedere questo magnifico nuraghe qui a Aido Maggiore, in compagnia dell'associazione Archeo Aido. Adesso vi presento, ci avviciniamo all'ingresso e entriamo. Ok, allora siamo qui ai piedi del nuraghe, in compagnia dell'associazione Archeo Aido, e sono qui con Mario, Elisa e Barbara. Allora, volete che vi inquadro? Io vi rinquadro, eccoli qua. Allora, eccoci qua, l'associazione Archeo Aido di Aido Maggiore. Archeo Aido. Perfetto, io sbaglio gli accenti. Allora, Mario, Barbara, Elisa. Dove siamo? A Saiua. Benissimo, questo è un bellissimo nuraghe. Delle pietre mastodontiche, guardate le pietre, eccole qui, ma guardate le architrave. Allora, vi faccio vedere l'ingresso, eccolo qua. Guardate che architrave, è enorme, i massi sono incredibili. Allora, chi va per primo? Perfetto, allora va Elisa, io vado per ultimo, quindi andate voi. Mario, eccoci qua. Allora, raccontatemi un po' qualcosa di questo nuraghe, che so che è stato scavato un pochettino. Sì, questo nuraghe è stato scavato quest'inverno Sì, sì. dall'archeologa Silvia Vigili di Aido Maggiore. È un nuraghe a pancasco, si chiama così perché ha una visione frontale di una trattoria. Poi questo nuraghe è orientato al solstizio d'inverno, all'alba del solstizio d'inverno, appena il sole sorge, si proietta dentro il nuraghe.